Ciao a tutti, buona giornata. Oggi facciamo un risotto all'erba cipollina e mantecato al montasio. Allora, gli ingredienti sono riso, erba cipollina, formaggio montasio grattugiato, un po' di zafferano, che mi sono dimenticato di dire, aglio, olio, sale e pepe. Ok, allora cominciamo subito. Poco olio d'oliva, uno spicchio d'aglio, lo tagliamo a metà, mettiamo dentro un attimo. Intanto prepariamo la nostra erba cipollina. Queste sono dosi per due persone, 80 grammi di riso a testa, l'erba cipollina ad occhio, non è che sto a pesarla, insomma, questo teniamo per dopo. Andiamo a tagliarla in pezzettini fini. Ecco, adesso vediamo un attimo l'aglio. L'aglio non deve bruciarsi, deve solamente un po' rosolarsi in modo da lasciare il sapore nell'olio, poi andremo a toglierlo. Nel frattempo preparate un po' di acqua calda o di brodo per aggiungere al risotto mentre lo staremo cuocendo. Ah, e poi un'altra cosa che ci va è un pochettino di vino bianco, io metto un po' di ribolla gialla. Ok, quando l'aglio frigge così si può togliere, andiamo a buttarlo via. Lo buttiamo. Ok. A questo punto mettiamo la nostra erba cipollina. Abbassiamo il fuoco perché non deve bruciare. Viene mescolata, si sente già il profumo. Ok. Ok. Adesso ci aggiungiamo lo zafferano in polvere, zafferano qualsiasi di quello che trovate in supermercato. Mettiamo qui dentro, non deve bruciarsi, mi raccomando. Ok, adesso aggiungiamo il nostro riso. Okay. E andiamo a cuocerlo, sempre mescolando. Adesso ci aggiungiamo un po' di vino bianco, un po' di ribolla gialla, questo così. La lasciamo lì un attimo, ci aggiungiamo il pesce. Un po' di sale fino, adesso andiamo ad aggiungere un po' di acqua calda, potete fare anche il brodo se avete voglia e tempo, ma non cambia molto il risultato. Così. Adesso abbiamo 7-8 minuti, io approfitto per bere un goccio di vino, salute. Il vino che vi consiglio è la ribolla gialla, un bianco. E adesso ci vediamo fra 5 minuti. Eccoci qua, sono passati circa 5 minuti. Adesso il nostro risotto è pronto.
andremo a mantecarlo con il montaggio, che ho già preparato prima. Il montaggio sono circa 40 grammi di montaggio per 2 persone. Si può spegnere il fuoco. Scogliamo bene. Ecco, così diventa bello cremoso. E adesso possiamo andare ad impiattarlo. Ok, allora per impiattarlo facciamo così. Abbiamo questo piatto. Usiamo un cerchietto per impiattare. Ok, adesso impiattiamo. Usiamo un cucchiaio piccolo per aiutarci a non sporcare in giro, così vostra moglie non vi ucciderà. Un po'. Ok, questa è una parte. Adesso ci mettiamo un po' di semi di papavero solo sopra. Via il cerchietto. Okay. 2 fili di erba cipollina. Una grattugiata di grana nel piatto, così. Ok, il nostro piatto è pronto. Buon appetito e salute!